Ciao a tutte e a tutti. Si chiude un altro anno che è stato anche questo impegnativo, faticoso, a tratti particolarmente duro e pesante, come accade spesso peraltro nel nostro mondo della gestione del lavoro pubblico e dei servizi. Un anno che ci ha messo a dura prova, però ci ha fatto capire qual è il significato reale del nostro mestiere, che è quello di aiutare le persone, soprattutto quando le risposte sembrano non arrivare e le difficoltà aumentano. Viviamo in un contesto mondiale complicato e fragile, due conflitti terribili a poche migliaia di chilometri da casa nostra, in Ucraina e in Palestina, che non accennano a concludersi. A questo si aggiunge una crisi profonda di valori e di partecipazione, e ne è riprova il dato di affluenza alle urne che si è verificato anche nelle recenti elezioni regionali. E tutto ciò pesa inevitabilmente anche sul nostro lavoro, sulla vita quotidiana delle persone. Nel nostro ambito però ci sono stati dei segnali importanti. Le elezioni dell'RSU che di recente si sono svolte sono state in controtendenza perché hanno visto una partecipazione significativa, e i risultati che abbiamo ottenuto sia come UIL FPL qui a Venezia, ma anche in tutto il territorio regionale e anche nazionale, confermano la fiducia che ripongono ancora su di noi i lavoratori e le lavoratrici. È una fiducia che non diamo per scontata e che ci responsabilizza ancora di più. Nella contrattazione del pubblico impiego abbiamo fatto scelte difficili che rivendichiamo perché sono coerenti, come quella di non sottoscrivere il contratto della sanità pubblica, consapevoli dei rischi ai quali andavamo incontro. Lo abbiamo fatto perché quel contratto non rispetta i lavoratori della sanità e certifica una reale perdita del potere d'acquisto per il triennio 22-24, con un recupero solo parziale dell'inflazione. Non potevamo firmare un accordo a ribasso che non tutela chi manda avanti i servizi in sanità. Questa scelta, ne siamo convinti, rafforzerà la nostra credibilità. Diversa invece la decisione che abbiamo preso rispetto al contratto degli enti locali che abbiamo firmato, perché in questo caso abbiamo ritenuto che ci fossero le condizioni sufficienti, poiché l'ultima legge di bilancio ha previsto un fondo aggiuntivo di 100 milioni di euro per i comuni e l'impegno di anticipare le risorse del triennio 25-27. Non è un atto di fiducia a scatola chiusa, ma una scelta coerente e concreta per dare risposte ai lavoratori. Restano però molti fronti aperti. I ritardi sul rinnovo del contratto della sanità privata, che è fermo da troppi anni, sono scandalosi. Così come per quanto riguarda diversi ambiti del terzo settore, dove spesso la parte datoriale, la controparte, punta al profitto, cercando di firmare contratti a ribasso attraverso sindacati di comodo, sempre pronti con la penna in mano a firmare qualsiasi pezzo di carta. Su questi terreni continueremo a dare battaglia in compagnia o anche da soli. Il 2026 sarà un anno molto importante per la nostra organizzazione perché sarà l'anno del congresso e andremo a confermare o rinnovare i nostri quadri sindacali a tutti i livelli, e dove UIL FPL si accorperà con la UILPA, che è l'ambito che gestisce le funzioni centrali. A gennaio partiremo con le assemblee precongressuali in tutti i posti di lavoro, e tutti gli iscritti e le iscritte, senza eccezioni, potranno avvicinarsi a questo percorso e candidarsi per fare il delegato del proprio ambito, e poi con l'obiettivo di aiutare i colleghi nel proprio posto di lavoro. La UIL è un'organizzazione sana, seria, in crescita e partecipativa. Questo è lo spirito, che è fatto di ascolto, di impegno e di condivisione, con il quale vogliamo iniziare il prossimo anno. A tutte e a tutti va il nostro ringraziamento per la fiducia e il sostegno che ci date ogni giorno. A nome personale e della segreteria che ho l'onore di rappresentare, vi auguro di cuore un sereno fine anno e un 2026 ricco di salute, diritti e dignità sul lavoro. Ciao a tutti.